CIA Agricoltori Italiani Padova torna nell'antico ghetto del capoluogo con il suo tradizionale appuntamento, il Ghetto in Fiore. La mostra mercato del giardinaggio è giunta quest'anno alla 24esima edizione, consolidando la collaborazione con il Comune di Padova e l'associazione Il Padova Ghetto. Un'edizione che, come anche gli altri anni, vede la parte di solidarietà, la parte di valorizzazione di quello che sono anche quelle attività che permettono di agire sulla fragilità, di aiutare i soggetti in fragilità, come Casa Priscilla, la nostra compagna di viaggio in questa 24esima edizione, alla quale abbiamo voluto dimostrare con dei piccoli omaggi la vicinanza di quello che è il mondo agricolo di CIA Agricoltori Italiani di Padova e il rispetto per il lavoro che svolgono quotidianamente. È una grossa iniziativa questa in Ghetto a Padova e dimostra il fatto che l'agricoltura, il commercio, le aziende hanno una potenzialità importante, la valorizzazione dei prodotti, e questo penso che sia l'altro aspetto importantissimo di questa iniziativa. Altro aspetto importantissimo di questa iniziativa è l'inclusione, è la solidarietà. Ecco, noi abbiamo 12 fattorie sociali nel Veneto che svolgono un'attività sociale al territorio. Dobbiamo implementare questo valore, Casa Priscilla oggi ci insegna questo. Domenica 7 aprile è stata l'occasione perfetta non solo per godersi il sole primaverile, ma anche per ammirare la vasta esposizione di prodotti delle aziende florovivaistiche della provincia. In mostra piante da frutto, piante grasse, ornamentali, da giardino e da interno, e poi prodotti tipici del territorio come oli essenziali, miele e vini, ma anche opere di artigianato. La folta presenza di persone ha confermato ancora una volta la bontà dell'iniziativa. Sì, è veramente un evento a 360 gradi che ci permette di valorizzare un'area molto bella della città come il ghetto, suggestiva, poi in una bella giornata di sole come questa con tante persone che girano per la città. E poi qui avviciniamo i produttori agricoli, in questo caso in particolare il settore florovivaistico, ai cittadini, così come facciamo con i mercati agricoli all'interno dei nostri quartieri. Siamo tutti alle prese, chi più chi meno, con balconi e giardini, proprio per l'arrivo della bella stagione. Ecco, la cosa bella è di poter valorizzare questi ambiti verdi che sono sempre più importanti nella nostra vita, anche con elementi del florovivaismo locale, ed è un modo per sostenere la filiera corta e anche la sostenibilità. Ghetto in Fiore è il connubio perfetto tra valorizzazione dei prodotti agricoli, del commercio in città e volontariato. Infatti CIA per il secondo anno ha stretto una forte collaborazione con Casa Priscilla, rifugio per mamme e bambini in difficoltà, consegnando alla sua presidente, Suor Miriam, i prodotti colti direttamente dai campi del Padovano, destinati agli ospiti della struttura. Pensate, produrre i prodotti della terra è una cosa che intanto amo fin dalla mia famiglia, perché anche mio padre piantava le carote, le patate, l'insalata, il radicchio e allora vengo anche da una famiglia che mi ha insegnato questo. Le tavole di bambini bisognosi, e non solo, mi piace dirlo, di tante famiglie che noi ci accorgiamo di dover condividere insieme, come condividiamo il pane che ci mandano i panettieri, e lo condividiamo con tante famiglie e con i nostri bambini.